Sarà una Pasqua tra divieti e ordinanze sullo stop agli spostamenti verso le seconde case a secondo delle regioni e in generale blindata dalle misure del nuovo decreto anti-Covid. Verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Così il Viminale, dopo la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduta dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, misure che verranno eseguite dalle autorità di polizia locali. Auguro a tutti voi di trascorrere una Pasqua serena. Parlare di felicità al tempo della pandemia è molto difficile. Quante difficoltà stiamo attraversando anche noi per garantire un presidio importante dei servizi e far capire ai cittadini che non devono scherzare con la salute, ma che la salute è uno dei diritti primari dell'individuo e che come tale va salvaguardato. Impianteremo nel territorio, così come già vi ha detto il prefetto, una serie di servizi imponenti come li abbiamo fatti l'anno scorso. Sollecitiamo i cittadini a rispettare le disposizioni, a aiutarci. Noi siamo per aiutarci, noi siamo, abbiamo detto, al servizio dei cittadini. I cittadini ci devono permettere di aiutare la tutela della salute. I cittadini devono essere responsabili, perché in un momento del genere la responsabilità significa salvare una vita umana. Sarà un weekend particolarmente impegnativo per le forze dell'ordine, considerando i controlli e che siamo in zona rossa, insomma un weekend pasquale molto impegnativo per voi. Sì, è un weekend molto impegnativo, abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse, il personale sicuramente non ha goduto di ferie, è messo di servizio fuori sul territorio, nelle strade principali. Ricordiamoci che la zona rossa prevede il divieto di spostarsi da un comune all'altro se non per casi di assoluta necessità. Vigileremo che questo venga rispettato, che le regole vengano osservate, perché sono regole nell'interesse della salute e nell'interesse di tutti.